Impresa del Verona che sbanca il tombolato per 2-1 e supera la squadra di Foscarini in classifica portandosi a quota 16. Una vittoria di carattere in rimonta, un successo che dà morale a Mandorlini che per la partita si affida ad un offensivo 4-3-3. Il match si decide in 23 minuti con gli ospiti che sembrano giocare in casa per lo sciopero del tifo messo in atto dalla tifoseria locale. Al 12° l'episodio che sembrerebbe dare una svolta alla gara. Bellazzini smarca con un filtrante ma ha battuto in area da Abate. Mariani non esita ad indicare il dischetto ed estrae il cartellino rosso per il difensore. Dai 12 passi si presenta Bellazzini che realizza magistralmente spiazzando Raffaele. Il Verona non ci sta e dopo 3 minuti pareggia con Ferrari abile a raccogliere una palla di Russo e portare la partita sul pareggio. Al 21° arriva la rete della vittoria. Protagonista un Ferrari in giornata di grazia che semina il panico sulla fascia. Serve al centro Alfredson che infila la palla vicino al palo destro. Nessuna reazione veemente dei padroni di casa. Il Verona detta il ritmo e chiude la prima frazione in vantaggio. Foscarini corre ai ripari togliendo Martinelli e inserendo Di Roberto. Una mossa che sembra funzionare perché il Cittadella spinge con maggiore convinzione assediando l'area dell'Hellas. Al 12° sugli sviluppi di un corner è Vito Francesco che sfiora la rete del pari con una conclusione. Ma è il Verona ad andare vicino al gol della sicurezza con Ma al 28° che si fa ipnotizzare da Raffaele. I padroni di casa provano a raggiungere il pari, ma il Verona si chiude nella propria metacampo e conquista 3 punti. Una vittoria di carattere che vale doppio. Una vittoria di carattere che vale doppio, quella del Verona, anche perché insomma la squadra di un esultante Andrea Mandorlini ha ritrovato la vittoria che mancava da 5 lunghissime giornate.